Grazie mille Paolo, anzi Paoli, nel senso che abbiamo appunto i due Paoli nazionali, insomma, della psicoterapia. E allora, come ordine degli psicologi, noi ci siamo trovati in questa fase in una situazione, in relazione al tema delle terapie ansia e depressione, in una situazione complessa e ci siamo passati tutti in questi ultimi 2 o 3 anni. Questi ultimi 2 o 3 anni sono stati un momento per certi aspetti di catalisi paradigmatica, cioè qualche processo esterno che è avvenuto tutto intorno a noi e che ha avviato tutta una serie di processi a livello sociale, a livello culturale, a livello relazionale, a livello psicologico, che hanno cambiato qualcosa e questo lo sappiamo. E questa Consensus Conference è partita nel 2016, ma direi che da un certo punto di vista i suoi esiti sono stati costruiti e programmati, ovviamente in maniera inconsapevole, in modo tale da arrivare in un momento giusto. Perché un consensus conference in generale, ma in questo caso ovviamente sul tema della terapia dell'ansia e della depressione, è quella che potremmo definire una tattica in cerca di una strategia, cioè un prodotto, un processo che nel momento in cui si trova ad arrivare nel tempo e nel momento giusto, in cui un contesto strategico intorno ha bisogno di una risposta operativa, nel momento in cui abbiamo sviluppato questa tattica che va a fittare, a matchare con la situazione strategica, abbiamo qualcosa da valorizzare e su cui fare leva. In questi ultimi 2 o 3 anni parlare di salute mentale, di benessere psicologico è diventato molto più normale di quanto forse lo sia mai stato negli ultimi decenni. Poter parlare della propria fatica emotiva, poter parlare dei bisogni psicologici. Non so se seguite i media, io per mestiere in questa fase della mia vita lo devo fare e l'attenzione dei giornalisti, ma anche l'attenzione degli enti locali, l'attenzione degli stakeholder, l'attenzione dei parlamentari di una parte e dell'altra, diciamo in tutto l'arco politico, è diventata significativamente maggiore di quella che poteva esserci fino a qualche anno fa. È diventato sdoganabile, legittimabile, per usare termini più tecnici, più mentalizzabile e accettabile e leggermente meno stigmatizzabile parlare della salute mentale e del diritto di non stare bene psicologicamente in una situazione che ha messo alla prova tutti noi. Questo al contempo permette di cercare di riflettere sulle risposte che quindi come sistema della salute mentale, come sistema della cura psicologica possiamo mettere a sistema, possiamo mettere a terra. Se parliamo del bisogno, della domanda quindi e della risposta, i dati sono molto importanti e anche oggi sono usciti una serie di interventi che ci hanno sottolineato la centralità di partire dai dati, non solo dalle nostre riflessioni o sensazioni personali. Se andiamo a vedere i dati di 2 o 3 iniziative importanti che sono state cantierate in questi anni, decido proprio 3 al volo. Protocollo scuola, protocollo CNOP Miura per la psicologia scolastica, primo intervento di messa a terra di una psicologia scolastica capillare in Italia negli ultimi 70 anni, che ha previsto un finanziamento di alcune decine di milioni di euro che hanno previsto uno psicologo in ogni istituto scolastico italiano in maniera strutturale, primo episodio. Noi abbiamo seguito molto con la Regione Veneto, con l'USR, l'esito è stato impressionante, praticamente tutti gli istituti hanno attivato degli psicologi, in tutti gli istituti il feedback di docenti, insegnanti, dirigenti scolastici, spesso restivi sul tema, è stato abbiamo bisogno di più psicologi strutturali per molte più ore, tant'è che quando poi è venuto meno il finanziamento strutturale, quasi tutti gli istituti a loro spese, sulla base di un altro accordo sindacale, hanno attivato forme interne di supporto. Cito il bonus psicologo, sulla bocca di tutti, è diventato un tema di cui ci si è interessati, una delle più grandi raccolte di firme collettivi, quindi partita dal basso della collettività, di una richiesta di risposte di sostegno nel privato, laddove ci potevano essere risorse scarse nel pubblico per farvi fronte, purtroppo, e questo è un tema che è stato già evidenziato in maniera importante da tanti. Questa è una criticità strategica del sistema paese, l'assenza di risorse strutturali nella salute mentale, perché avere risorse strutturali nella salute mentale, parentesi che apro e chiudo subito, significa intervenire su determinanti di salute collettiva che impattano a livello anche di variabili sociali ed economiche della nazione, del paese. Il concetto delle determinanti di salute mentale sull'impatto di salute complessiva del sistema paese è un concetto che deve essere assolutamente enfatizzato molto di più in tutte le interlocuzioni con gli stakeholder politici, a tutti i livelli da parte di tutti gli attori del sistema, perché è un concetto che deve essere riconosciuto molto più di quanto sia stato fatto rispetto alla marginalizzazione dei temi della salute mentale che in questo paese abbiamo vissuto per decenni. Chiusa parentesi. Il tema del bonus psicologo, guardiamo i dati delle richieste, era partito con 50 milioni di euro, poi bloccato nonostante il parere positivo anche del ministro Speranza e della maggioranza di governo, bloccato per esigenze di bilancio del Ministero, dal MEF,
a furia di sollevazione popolare e di riscontri, noi in Veneto avevamo scritto a tutti i 72 parlamentari, avendo vari riscontri in questo senso, dalla destra alla sinistra, era un tema di cui tutti i gruppi politici volevano a un certo punto occuparsi, si è arrivati a dare adesso 25 milioni più una quota per i servizi. Beh, in questo momento abbiamo i dati preliminari, sono state chiuse il 24 ottobre, abbiamo 10 volte le richieste rispetto agli stanziamenti, cioè c'è stata una marea di richieste, l'intero stanziamento nazionale è stato bruciato nella prima settimana di apertura delle disponibilità, nella prima settimana. In Veneto in questo momento abbiamo più di 330.000 richieste in Italia, quindi 330.000 nuclei familiari che hanno richiesto di usufruire del bonus per andare nel privato, più di 22.000 nel Veneto, percentuale che si ricollega ai discorsi fatti prima, moltissimi sotto i 35 anni. C'è un disagio importante che adesso viene legittimato e che ci si autolegittima a chiedere una mano, un aiuto in questo senso. Tema progetto Vivere Meglio di EMPAP, strettamente connesso ai temi di questa Consensus Conference. Nel primo weekend di apertura sono stati bruciati 10.000 posti di richieste, con gli psicologi coinvolti che non sanno letteralmente più, dovreste vedere le chat interne degli psicologi, non sanno più come gestire la marea di richieste che gli sta arrivando. Stiamo parlando quindi di un bisogno diffuso, di una domanda di salute mentale e di benessere psicologico che nel paese è roboante, che è visibile, che nel momento in cui viene canalizzata su strumenti che la rendono visualizzabile, monitorabile, misurabile, presenta dei numeri che sono impressionanti e che finalmente ci possiamo dire in maniera chiara, anche oltre esondanti le risorse disponibili. Ricordiamoci che in Italia abbiamo un deficit anche ad esempio sulla presenza degli psicologi nel Servizio Sanitario Nazionale, che è impressionante. Con varie differenze regionali, ma abbiamo in media in Italia dai 4 ai 7 psicologi strutturati nei servizi di salute mentale ogni 100.000 abitanti. La media europea è oltre i 20, in Scandinavia oltre i 40 ogni 100.000 abitanti. Quindi stiamo parlando di percentuali che sono da 1/3 a 1/10 di quelli che sono gli standard nazionali. E chi lavora nei servizi di salute mentale, cioè, Dottor De Rossi conosce bene, sa bene qual è la pressione che c'è in questo senso, in queste direzioni. Quindi vediamo che ogni approfondimento che andiamo a verificare ci rimanda a una situazione molto complessa. E quindi perché avere una consensus e delle linee guida in tal senso ci è utile? Perché ci permette di costruire risposte che siano misurabili e socialmente responsabili. Misurabili nel momento in cui noi andiamo a costruire dei protocolli, delle linee guida che diventano misurabili e inquadrate all'interno di progetti di ricerca, di raccolta dati, vedi Vivere Meglio, che non sono quindi interventi spot, ma interventi strutturali multilivello, stepped care, modello IAPT di derivazione, appunto, stamattina, come dire, se ne è parlato ampiamente, che vanno quindi a rappresentare un paradigma di risposta a un bisogno che sta emergendo e viene riconosciuto, un paradigma di risposta strutturato e strutturante, che ci permette quindi di gestirlo, pianificare e progettare e verificare anche con i decision makers le risorse che sono necessarie. Attraverso processi stepped care, sono stati citati i gruppi di automutuo aiuto, i materiali di psicoeducazione molto ricchi messi a disposizione, gli interventi di consulenza psicologica, gli interventi di psicoterapia, che non sono messi a caso, ma all'interno di una metodologia precisa e che sono integrati in una metodologia di ricerca in cui i vari stakeholder, i vari players, dalle università agli ordini, alle istituzioni, ai liberi professionisti, collaborano in maniera sinergica, che è qualcosa che nella nostra categoria è sempre mancato strutturalmente, in cui siamo spesso monasteri separati, l'Italia dei 1000, delle 100 torri autonome, in cui si viene a vedere che ogni elemento, dalle terze missioni degli Atenei all'attenzione appunto alle applicazioni professionali e all'integrazione con il sistema universitario degli ordini, delle istituzioni, di EMPAP, dei liberi professionisti, permettono di costruire percorsi integrati di tipo organizzativo, in cui un modello organizzativo come una Consensus Conference fitta in maniera perfetta e diventa strumento di viabilità e pensabilità di interventi organizzati. Allora, da questo punto di vista abbiamo un'enorme domanda, dei percorsi di risposta che devono essere implementati, e quindi vado a chiudere l'orologio della morte che viene evidenziato, sento l'ondata ormai, no, ma io sono abituato in consiglio perché io sono logorroico, no? E quando inizio con la frase sarò breve, vedo tutti i consiglieri che si abbattono al suolo guardando il cielo, esattamente, che ci dà una risposta su un tema che è anche collettivo. E su questo faccio una chiusura che è molto poco psicologica e più in logica economica. Il costo sociale di non... Si dice tanto, gli investimenti costano, ma gli investimenti servono proprio a evitare spese maggiori in seguito. €1 in prevenzione in salute mentale è stato stimato dai 3 ai 10 euro risparmiati di cure successive, di impatto sui sistemi sociali, sui sistemi giudiziari, sui sistemi di cura più intensiva che vengono a valle. Allora, ci possiamo permettere di non intervenire? Non ci possiamo permettere di non intervenire. L'OMS prevede per il 2050 che la depressione sarà la prima causa di invalidità sul lavoro,
con un impatto economico enorme. L'impatto dei costi indiretti dei disturbi d'ansia nei luoghi di lavoro hanno portato molti player internazionali a sviluppare gli EAP, Employee Assistance Program, per non tanto, se vogliamo, per generosità o etica, ma in un'ottica di welfare aziendale e anche in un'ottica di risparmio dei costi di malattia dei propri dipendenti, in una logica estremamente cinica, ma che ci dimostra che la ricaduta della mancata cura ha dei costi a tutti i livelli, sanitari, sociali, economici. Chiudo su un'ultima nota, un ultimo dato che fa impressione. Non è relativo ai disturbi di ansia e depressione, ma è per dare un'idea di costi che stiamo parlando. Sapete qual è il costo del caregiving per le demenze nel mondo ogni anno? È equivalente al PIL annuo dell'Arabia Saudita. Cioè ogni anno il pianeta Terra brucia l'intero PIL dell'Arabia Saudita solo per il puro caregiving delle demenze. Cose che potrebbero essere ridotte nei costi con programmi di potenziamento cognitivo, di sostegno psicologico caregiver, di assistenza appunto stepped care per vari tipi di situazioni. Questo è un settore, un altro è quello delle pressioni, un altro è quello dell'ansia. Insomma, in generale, ci sono dei costi invisibili che mentalizziamo con difficoltà. Dare risposte strutturate e strutturanti, come questa della Consensus Conference, permette di dare risposte che hanno ricadute multifattoriali su tutti questi elementi. Ecco, queste sono strade da percorrere, quindi veramente anche come ordine, grazie a chi ha lavorato per questa Consensus Conference e grazie a tutti quelli che ogni giorno si impegnano per ridurre questo grosso carico che a livello sociale abbiamo.